Gli hanno tolto tutto, ma nessuno può strappargli le poesie di Ungaretti dalla testa. C'è la poesia che dice delle foglie d'autunno, c'è quella che dice che a Natale è meglio che lo lascino solo come una cosa gettata, quella che dice delle veglie in trincea, mentre marcia, mentre si risveglia, mentre piange, mentre si ricompone, mentre lo minacciano, mentre sopravvive, recita tra sé e sé quel che gli rimane della memoria, e a ogni capo, quando la pausa segue al verso, Dmitri Petrovic accorda il proprio respiro che gli ricorda di essere vivo. Nell'autunno del 1945, mentre tutti i prigionieri sopravvissuti stanno tentando di tornare, lui è inquieto, ridotto a uno straccio, lacerato fra la nostalgia e la paura dell'ignoto. La notte, tra la veglia e il sonno, rivede come in un incubo l'uomo con l'avambraccio marchiato. È svanito anche il sollievo di essere sopravvissuto. Nonostante abbia 2 figli che lo attendono in Italia, sente che qualcosa lo trattiene ancora lì, tra le querce, come se fosse stato investito da un'autorità lontana e invisibile, legata al nuovo nome, quel nuovo nome che porta con sé Dmitri Petrovic. La voce che avete ascoltato è quella di Mario Desiati. Ha letto un brano del suo ultimo romanzo, Malbianco. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Il malbianco è una malattia delle piante, una specie di fungo che crea una patina bianca prima sulle foglie, poi sui rami e poi sul fusto. La pianta che ne viene colpita si secca e poi muore. Anche la storia familiare di Marco Petrovic si è ammalata ed è lui a sentirne i sintomi. Continua a svenire senza nessuna causa apparente. Dopo una vita passata a Berlino, la fine dell'amore con Luisa lo riporta in Puglia, da dove viene e dove vivono ancora i suoi genitori, ormai anziani. Questo viaggio nello spazio è per Marco anche un viaggio nel tempo, perché lì comincia ad indagare sulla sua storia familiare, dove sente e sa che ci sono non detti e bugie, e capisce che è lì che deve cercare per curare anche le sue di ferite. Mario, ti chiederei di partire proprio da Marco Petrovici. Chi è Marco per te che l'ha inventato e perché intorno a lui hai creato una storia piena di fantasmi? Marco sin da quando è bambino sente che alcune cose non vanno e la spia di questo è il suo corpo. Il corpo parla della memoria negata della sua famiglia, il corpo parla dei segreti, anzi dei segreti a volte che non sono segreti ma sono semplicemente non detti. Tutto si innesca quando lui è bambino e lo zio, che lui ha sempre saputo di non poter parlare, di essere muto, in realtà parla. Però i genitori negano che questo sia avvenuto. E da lì il primo trauma. I traumi molto spesso nascono da situazioni di abusi, di abbandoni, però a volte anche quando il mondo attorno a te improvvisamente diventa ostile, come quello che succede a Marco. Poi nel corso della vita lui sembra far pace con questo non detto. Ma poi il corpo ti ricorda che la memoria e il trauma ti arriva in qualche modo. Se tu continui a rimuoverlo, se tu continui a dimenticarlo, sei invece poi destinato a ripeterlo, a replicarlo. E quindi Marco comincia, quando diventa consapevole, quando è un uomo di mezza età, quando è un uomo che si avvicina ai 50, capisce che forse è ora di esplicitare quei non detti e ricostruire la storia della sua famiglia e soprattutto cercare di lottare, di guarire da quel non detto che lui chiama Malbianco. L'evento che accomuna praticamente tutti i membri della famiglia è l'abbandono. Un'antenata probabilmente abbandonata a una balia, che diventa una donna abbandonata dagli uomini, che perde un figlio, mentre dei 2 sopravvissuti uno perde la voce e tutte e 2 vanno in guerra, uno esercitando e uno subendo altre forme di abbandono. Sono questi abbandoni l'impronta genetica che arriva fino a Marco? Accanto a quest'idea anche la vergogna dell'abbandono, perché in realtà è molto, molto più frequente di quanto si pensi, soprattutto a inizio Novecento. Tanti figli sono cresciuti senza uno dei 2 genitori
e molto spesso con delle origini ambigue, tanto che uno dei grandi traumi dei Petrovici è appunto quella dei fratelli, il nonno e il prozio di Marco, che sostanzialmente sono sempre stati considerati dei bastardi, perché non avevano padri ed erano padri diversi, probabilmente non erano neanche italiani, erano stranieri, perché loro sono cresciuti vicino al porto di Taranto, che era un posto gigantesco dove attraccavano le navi di tutto il mondo, da cui partivano le navi di tutto il mondo, e che un po' viene raccontato nella seconda parte del romanzo. E il trauma della vergogna in realtà poi si porta nel corso del tempo. La vergogna è aver paura di non essere all'altezza del giudizio del mondo, del giudizio degli altri. Non è soltanto quello dell'origine, ma anche quello di che cosa si diventa. Infatti Marco Petrovici ha con sé una delle sue vergogne rimosse, è quella di essere uno dei rami spezzati dell'albero genealogico. L'albero genealogico di questa famiglia è fatto di rami che hanno germogliato, che si sono non solo riprodotti, hanno fatto famiglia, ma hanno una vita serena, e poi invece ci sono quei rami spezzati come Pepino, come appunto Marco Petrovici, che sono coloro che in qualche modo portano addosso quel senso di vergogna, che poi viene elaborato nel corso del libro, viene cercato insomma di spiegare perché io mi porto addosso questo senso di colpa, pur non avendo fatto nulla. Però è un po' la sfida di tanti di noi che crescono a volte dominati dal senso di colpa che ti viene iniettato dagli altri. Nel romanzo ci sono dei personaggi che in qualche modo aiutano Marco a compiere questo suo viaggio nella memoria, e degli altri che invece lo osteggiano. Penso soprattutto al padre di Marco, Giuseppe detto Use, e suo fratello Franco, che è molto diverso da lui. Perché questi due uomini in particolare lo fanno? Ma loro sono allora è una famiglia, sono tutti militari e seguono tutti un ordine, seguono tutti una procedura, solo che a un certo punto le procedure non bastano per andare avanti, c'è bisogno di tradire, e di tradire la procedura ti permette di avanzare. Ed è quello che lui cerca di fare con loro, che invece hanno però trovato un equilibrio, sia Use che Franco, che però è un equilibrio a scapito degli altri, a scapito per esempio dell'equilibrio delle donne di questa famiglia. Quindi in qualche modo invece Marco cerca di ritrovare invece un equilibrio che un po' non solo con le persone vive, ma anche con le persone morte. Infatti non è un caso che tutto questo avvenga in un bosco, che simbolicamente è sempre stato un po' il luogo anche dell'oltrevita, almeno in tante culture rappresenta questo. E lui usa anche degli strumenti fondamentali, che sono quelli della psicoterapia, sono quelli della storia. La storia con la S maiuscola, mi scuso per questa locuzione un po' trita, però è importante per capire la storia anche degli individui, perché la storia influisce sulle storie personali. Emigrazioni, guerre, epidemie comunque coinvolgono le persone individuali e gli individui e cambiano le loro vite. E infine l'immaginazione, che è il percorso più difficile e anche più affascinante, anche per ovviamente maneggiato in un certo modo può diventare anche pericolosissimo, per ricostruire dal piccolo coccio del sintomo del tuo corpo, del nome che hai e di quelle 2 o 3 cose che sai, ricostruire l'intero vaso della propria storia familiare. Menzionavi le donne. Ecco, le donne sono delle figure molto belle secondo me, e sono, non so se sia voluto o meno, sono quelle che invece un po' agevolano questa ricerca di Marco, lo aiutano, lo portano, gli fanno fare un percorso. E mi chiedevo se perché sono donne o perché sono acquisite alla famiglia, cioè non ne sono parte. Una domanda che in realtà mi riporta, anche se non dovrei, però sul lato personale, perché non ci avevo pensato cioè non avevo una scaletta in cui i personaggi femminili, i personaggi maschili avessero dei comportamenti diversi rispetto al protagonista, però inevitabilmente forse rispecchia anche quello che è successo nella mia vita, che è sempre le persone che mi hanno, come è successo anche a Marco Petrovici nel romanzo, che mi hanno aiutato a dare i nomi alle cose di cui non avevo i nomi, sono state quasi sempre delle donne. E una di queste ovviamente, in questo caso la figura letteraria di Ada Petrovici, che è la zia di Marco, che
fa quello che io auguro un po' a tutte le persone, di incontrare un po' nella vita, perché poi quando scrivi anche un po' in maniera utopica, sperando che certe cose ti succedano, oppure scrivi in maniera, come dire, melodrammatica, sperando che quelle cose non ti succedano, quindi le esorcizzi la scrittura. In questo caso il fatto che ci sia un personaggio, una donna che, in questo caso la zia, porti Marco nel bosco e dimostri che per esempio quel tappeto giallo davanti a lui non sono fiori e basta, ma sono acetoselle, sono calendule, sono margherite, è il tarassaco, il dente di leone e la ginestra. Dare i nomi alle cose ti permette di avere più mondo e avere più spazio attorno a te. Questo bosco che hai detto che ha un significato simbolico, ma invece qua ne stiamo tirando fuori un altro, molto pratico, molto legato alla terra, alla natura. È qualche cosa che conosci tu? Ma io sono cresciuto davanti a un bosco che per un periodo della mia infanzia è stato aperto, poi è stato alzato un muro ed è diventato inaccessibile e mi hanno sempre insegnato a non avere paura dei boschi, perché il bosco non ammazza nessuno, si dice, lo dice anche Ada nel romanzo al giovane Marco quando è bambino. E in questo bosco però io avevo un po' il sentore che ci potesse essere un pericolo. E forse veramente sono quelle paure ancestrali che ci si passa da generazione in generazione. Non è un caso che molte culture, per esempio aborigene nelle Filippine, lo raccontava un grande antropologo come Eibefeld, diceva le foreste, i boschi sono luoghi dove la notte vagano gli spiriti e quindi sono un paesaggio spirituale e ci sono culture che addirittura costruiscono delle case per questi spiriti, con i letti, con le tavole imbandite, eccetera. E quindi ti può affascinare, ma ti può anche mettere paura, perché stare in un posto dove ci sono degli spiriti ti può far paura. In realtà io quando ero bambino non avevo paura del bosco perché sapevo che c'erano gli asini, perché c'era un bosco, in questo bosco ogni tanto arrivavano degli asini che passeggiavano, che trottavano qui in questo bosco ed erano animali miti e docili, sono animali miti e docili, anche molto, molto umani, che si facevano avvicinare senza scappare e che ti davano l'impressione di poterti proteggere da un lupo, come poi succede anche a Marco nel romanzo. C'è una parte molto bella, secondo me, e molto importante della storia che si svolge alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutto diciamo il ritorno molto lungo per questi due fratelli, l'internamento. Mi ha colpito come l'hai scritta, volevo chiederti come ci sei riuscito, è molto dettagliata, è molto vivida. Ovviamente ho studiato molto e parte di quello che ho studiato l'ho condiviso nella nota finale, perché insomma è una nota, posso anche capire che magari un lettore puro di romanzi poi a un certo punto si ritrovi una bibliografia, fra virgolette, sentimentale, perché è una bibliografia raccontata, possa togliere un po' di poesia al romanzo, no? Però lo sentivo, come dire, un debito che andava saldato con i miei studi e le testimonianze che ho raccolto. Poi quel viaggio degli internati in qualche modo mi è molto vicino anche per ragioni familiari, quindi sentivo che questa storia a un certo punto della mia vita sarebbe entrata in un mio libro e sarebbe entrata però proprio dalla porta principale, cioè sul romanzo che raccontava in maniera più vicina possibile a questa mia sensazione di voler riappropriarmi anche io della mia memoria familiare, delle mie radici che ho tagliato 1000 volte, che però sono tornate sempre a riacciuffarmi, a graffiarmi. In qualche modo quella storia lì andava fatta, ma andava fatta il più possibile, come dire, verosimile. Per me la verosimiglianza era fondamentale, pur essendoci tanta invenzione narrativa ovviamente nel corso della storia che riguarda Dmitri Petrovici, che è il nonno di Marco Petrovici. Fare i conti col passato, anche quello remoto, tu lo chiami digerire in qualche modo, è un'operazione davvero necessaria secondo te? Diciamo, adesso che sto parlando molto del mio libro, questo periodo, mi chiedono: ma tu lo consigli questa cosa? Io, ecco, non sono un terapeuta che non mi sentirei mai in grado di dire a una persona: no, fate tutti questo viaggio. Posso parlare della mia esperienza. È un viaggio che io ho fatto e sento che mi ha arricchito, sento che mi ha permesso di guardare meglio alcune cose
nella mia vita di tutti i giorni, sia nei legami, nelle relazioni, sul lavoro, ma anche sulle aspirazioni, sul futuro. E la parola futuro penso che in qualche modo per me sia fondamentale quando parlo di passato, perché avere un po' di contezza della memoria ti permette forse di avere, certo, i muri e gli ostacoli nel futuro non te li toglie nessuno, però comunque vederli prima di andarci a sbattere forse è meglio. Quanto serve la scrittura in questo tentativo? A un certo punto scrivi qualcosa che suona tipo quello che è sul foglio non è sul corpo. Mi è sfuggito in qualche modo anche la parte mia, anche qui personale, del lavorare con la scrittura. Per me la scrittura è proprio una organizzazione del pensiero. È il pensiero che esce dalla testa e si fa e diventa sostanza. E questo può succedere anche in un percorso di cura, come quello che fa il protagonista, che poi a un certo punto, anzi, si imbatte in un quaderno, che è il quaderno dello zio di cui lui porta il nome, quel nome vacante che in qualche modo gli ha cambiato la vita. Come i nomi ce li cuciono addosso, ma noi non abbiamo voce in capitolo su questo nome, se non quello di riappropriarcene, che è quello che fa Marco. E all'inizio pensa che quel quaderno sia un quaderno, anzi pensa che sia anche un quaderno di cura, cioè un diario. Serve a volte a chi lo scrive a trasferire delle pulsioni, delle energie che se non vengono trasferite possono fermarsi sullo stomaco e creare, come dire, anche un sintomo come la dispnea, cioè la mancanza di respiro. A volte abbiamo bisogno di spostare quelle energie, per esempio anche con un pianto, dove appunto il male, almeno dal nostro corpo, dà l'illusione di uscire con le lacrime. Anche tu come Marco sei tornato a vivere in Puglia. Che sapore ha questa scelta di ritorno, di ritiro come è all'inizio per Marco, di ripartenza? Non mi sento mai appartenere da nessuna parte e in questa fase della mia vita vivo in Puglia, ma sento che potrei tornare di nuovo a vivere in Germania, come potrei andare a vivere in Francia, e hai sempre un po' la speranza che a un certo punto tu possa trovare un luogo magari che non hai mai visto ed è il luogo dove senti di essere in armonia con quello che c'è, come se fosse una specie di genealogia dei luoghi, no? Che a un certo punto trovi anche quel luogo che è un tuo antenato. A me successe con la Germania, quando andai la prima volta a Berlino sentivo che c'ero già stato, forse per ragioni familiari perché c'era stato mio nonno, però c'ero già stato. E in realtà sto in una fase di tentativo di, più che di ritiro, di distacco, che poi è un po' come anche la copertina del romanzo, dove c'è quest'uomo che si stacca dall'albero, nel senso che vorrei stare nei luoghi dove sono nato, cresciuto, ma distaccarmene, che è un'operazione non, come dire, apparentemente sembra in punta di penna, però è veramente quasi impossibile, cioè vivere nel tuo paesaggio ma lontano dal tuo paesaggio. Ci stai riuscendo? No, per niente. Abbiamo dato voce a Malbianco di Mario Desiati e in Audio Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il fonico di studio è Luca Possi. Il producer è Alex Peverengo.